Buongiorno signori, ecco che oggi ci troviamo a Raddusa, la città del grano. Raddusa fa provincia di Catania, pur essendo molto vicino alla provincia di Enna. Qui siamo nell'entroterra siciliano, dove veramente il sole, oltre che bruciare la terra, regala il suo oro. Fatto e trasformato in spighe, che poi diventerà grano, che poi diventerà farina, che poi diventerà pane. Signore e signori, benvenuti alla festa del grano. Raddusa rappresenta veramente una pagina di storia importante per quello che riguarda la vita della Sicilia. La Sicilia, il vecchio granaio, l'antico e unico prezioso granaio d'Italia, oggi si è vestito a festa, ripeto. E Sicilia Corimio, insieme a Raddusa, vuole raccontarlo a tutto il mondo. Il mondo c'è testimone in questo momento e fa da spettatore. Raddusa è protagonista nel mondo di una tradizione che non vuole morire e soprattutto non deve morire. Buongiorno, che bel volto, buongiorno, di Raddusa? Certo. Quindi nativo Raddusano Doc. Raddusano Doc. Benissimo. Da molte generazioni. Perfetto, ma lei ha una bancarella qui, uno stand, pardon per il termine, uno stand preziosissimo, veramente prezioso. Noi siamo un gruppo letterario culturale, ci occupiamo anche di libri, soprattutto di scritture, e sento e leggo qui dei titoli un po' interessanti di essere davanti a questa vetrina di cultura. Io oltre a questo mi intreccio le spighe, li vado a raccogliere nel mese di giugno perché è una mia grandissima passione che coltivo anno dopo anno, ma non per viverci. Per passione, la passione è un'altra cosa, non è il lavoro. E qua faccio lo stand per farlo vedere a tutti in occasione del grano, naturalmente per evidenziare l'importanza del nostro grano, delle nostre spighe. Sua Maestà la spiga. Sicilia Corimio ha l'onore di far declamare un grande scrittore e poeta siciliano, Santo Grasso, al quale viene sicuramente conferito un titolo di gran poeta e scrittore. Come vediamo la sua di vetrina è molto ricca di titoli. Adesso declamerà per noi una poesia intitolata Bedda Carusanza. Prego, a te il microfono, te lo tengo io. Oh bedda Carusanza, tinnisti, di meglio anni meglio te le portaste. L'uria di orna al lutto mi faciste e in tale pene grande me lassaste. Pensare un pozzo che tu mi tradisti, perché lo tempo a lungo me lo daste. Ora mi torna in mente che dicisti il giorno stesso che mi salutaste. Amico mio, le regole su chi, precisamente chi che trovasti, canta sto mondo. Un giorno che nasciste. Perciò fate convinto che arrivasti e a re non torni più da partisse. La vita è una, ma fatelo scordaste. Bravissimo, bravo veramente. Adesso col tuo permesso metteremo la tua poesia declamata ovviamente live in rete dentro il servizio della festa del grano che Sicilia Corimio dedicherà a Raddusa. Sorriso. Grazie a voi. Santo. Piacere Noi ci sentiamo in poesia. di presenza.
Mio, gruppo letterario culturale. Lei è? Io mi presento con questa gioia di questi grandi suoi veri valori, la Spina Salvatore. Ma lei veramente è un poeta nato? Ma se non fosse stato come un leone che sono un traditore, mi rimane il mio dolore al mio cuore, senza difensore. Oddio! Ma allora, lei di cosa si occupa nella vita? Io mi occupo tale di una rete in fondo al mare con una bella donna eccezionale cuore e con tutti i suoi colori. Quindi che imbiscature? La rete in fondo al mare! La rete in fondo al mare! Ma è stato veramente un dono naturale. Sì, ho fatto la battuta. Allora, mi dice io cosa... voglio dire Sì. e dare, questa è un'arte con mia moglie, Certo. che me ne sento realizzato in quanto meno ne cammino da lato come uno gelato. Ma non è un segno innamorato e manco profumato, è il mio cuore di valore, con queste gioie di questi grandi per i suoi valori. Grazie, signora, venga qui con me. La signora vuole dire qualcosa? Buongiorno. Buongiorno. Signora, non si intimidisce perché siamo davanti a un artista tale che ne vuole conquistare con una grandissima fotografia e cuore con il mio bacio di questo grande vero valore. Posso baciarla? No. No. Come il sole è il valore di un calore d'amore. Wow. Signori, questa è poesia tra la gente, è bellissima. Questa è la Sicilia, la nostra bella Sicilia. Allora io vengo, Grazie per il suggerimento, regia. io vengo da Como e sono veramente sorpresa che al centro della Sicilia c'è una manifestazione veramente stupenda. Sono contentissima di averla vista. Quindi lei è una turista? Sì. Ma una turista a breve periodo o a lungo periodo? Medio. Medio, perché mi trovo ho la casa da Drano e allora bene. faccio avanti e dietro. Siamo Forse- partiti dal mese di giugno Ho capito. da Como con la macchina, abbiamo Bene. girato l'Italia, adesso che ci siamo fermati qui E gli è piaciuto tanto? tantissimo. Signora, grazie. Buona giornata. Buona giornata, grazie. La festa è stata bellissima, che non me l'aspettavo. Stasera Un c'è paesino così stasera c'è piccolo, la pizzatura, non se la perde, No, signora. no, assolutamente, Alle 5. perché ho già visto il filmino lì, è stato bellissimo. Meraviglioso. Bello, Signora, bello. possibilmente ci rivediamo nel pomeriggio. Sì. Arrivederci, arrivederci. Di Sicilia Cuore Mio, gruppo letterario culturale. Allora è anche il cuore mio. Il cuore nostro. La voce soltanto non è buona. Allora, Sicilia Cuore Mio si occupa della rievocazione di tradizioni e folklore siciliano e speriamo vivamente di divulgarlo nel mondo. Noi abbiamo intervistato qualche suo concittadino ed è entusiasta veramente della presenza del suo primo sindaco, che non solo aiuta ma per quanto risolve anche la problematica di questa rievocazione, aiutando veramente in prima persona tutti coloro che non vogliono far morire la tradizione. Cosa ci può dire il primo sindaco di Radusa della 23esima edizione Festa del Grano proprio qui a Radusa? Questa è la 23esima edizione. Io ne ho fatti 10 quando ero sindaco dal 2007 fino al 2015, o meglio mi correggo, dal 1997 al 2007 e per 10 anni abbiamo fatto questo evento, abbiamo celebrato questo evento. Questo è l'evento più importante della nostra comunità. La nostra comunità è contadina, le origini nostre sono contadine e siamo orgogliosi di essere contadini. Il sottoscritto è figlio di un contadino. Meraviglioso. Perciò puoi immaginare come io sono cresciuto attraverso le varie fasi dell'agricoltura, la semina, poi la mietitura, poi la trebbiatura e poi la pisatura. La pisatura. Lei non sa che cos'è la pisatura. E allora La me lo vuole pisatura spiegare? è quando il contadino finalmente prende il grano, lo miete, fa i covoni che si chiamano regni, e queste cose lo devono sapere, e li porta nell'aia, poi ci sono i cavalli che calpestano e chi sta a pisatura, che si fa lo stelo, si scretola e poi dobbiamo separare noi il grano dalla paglia. Allora c'è il tridente e si fa la spagliata e si fa in modo che la paglia se ne va e il frumento rimane. E quindi poi il contadino prende con l'unità di misura che si chiamava il tumelo e le mette nei sacchi. Poi con il carretto lo porta a casa. Tutta questa è la vecchia nostra
tradizione ed è la civiltà contadina. Allora lei ha spiegato in una maniera veramente magistrale, come se avesse fatto rivivere a noi tutte le fasi veramente della festa del grano, e grazie signor Sindaco. Noi saremo qui proprio nel pomeriggio per assistere quantomeno alla pisatura. Questo è importante, Questo ve lo è raccomando. importante. Nessuno si ricorda più di queste cose, dei sacrifici dei nostri contadini. Ora, Il i nostri pane, figli- cos'è il pane? Racconti un attimino il dono, Il pane, guarda, il procedimento, guarda. veramente la fase ultima. Guarda, la civiltà antica, i romani dicevano che la Sicilia è il granaio di Roma. Bravo. Col grano lei può fare tutto, era praticamente indispensabile. Deve pensare, così per farglielo capire, che tutti quelli dei paesi pedemontani che vendevano la frutta venivano qui con il carretto e portavano la frutta. Non è che c'era il denaro, c'era il Certo, baratto. c'era il baratto. 1 chilo di frutta e 1 chilo di frumento. Ora per comprare 1 chilo di frutta ci vogliono 30 kg di frumento, per dire che è stato svalutato l'elemento essenziale. Lei senza frumento non può fare niente, i biscotti, la pasta, tutto ciò che naturalmente noi mangiamo deriva dal frumento. Eppure i nostri grandi uomini politici hanno dimenticato questo grande Ecco. elemento che è la vita nostra, cara amica mia. Ecco perché è importante conoscere i primi sindaci, i primi cittadini di queste nostre città che ancora tramandano le tradizioni, perché oltre a conoscere delle belle persone riscopriamo ancora dei cuori nobili. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Raggiungi la terra di amori, così la gioia di innamorati, saranno di tutti i paesi, felici su di stare in semplicità.